Allora Maurizio Chievato, squali martello, Squali martello. lo scopo, diciamo, beh, lo scopo del viaggio no, diventa Sì. riduttivo, però insomma un incentivo a compiere questo viaggio, no? Lo squalo Quindi martello. torniamo a vedere le nostre Sì. immagini. Che Eh. Allora, caratteristiche intanto è uno hanno? squalo muscoloso, proprio si vede quasi come fosse uscito dalla palestra, si vedono quasi le venature dei muscoli, è uno squalo molto proprio bello da vedere, è uno squalo preistorico, proprio veramente ha una forma antichissima e è un delitto che vengano pescati, perché proprio vederlo in acqua, vederlo con questa forma strana della testa allungata lateralmente con gli occhi così, e dopo qui in questo caso abbiamo avuto fortuna che ne abbiamo visti anche di grandi esemplari venuti vicino. Questo è un branco di carangidi. I carangidi, avvicinandosi lentamente, riusciamo proprio ad entrare dentro nel branco e a stare con loro. Ecco. E poi vediamo anche un particolare, adesso tra un attimo dovrebbe essere, come le ricciole, i carangidi, i vari pesci sfruttano gli squali. Nel senso, hanno anche loro i parassiti che si attaccano. Per togliersi i parassiti, i pesci cosa fanno? Vanno a strofinarsi sulla pelle dello squalo. Ah, che è Perché ruvida, che è è un po' ruvida, carta è vetrata. abrasiva, è uno smeriglio. E eccoli qua, ecco qua che vediamo, sono due ricciole che vanno proprio in fianco allo squalo a grattarsi via i parassiti. Pensate. E qui vediamo lo squalo martello che si avvicina, eccolo qua. E queste sono delle cose eccezionali per gli squali martello. Un altro Però punto... vi ha evitato. Sì, no, non è che si avvicina più di tanto, non si avvicina più di tanto. Cioè si avvicina forse per distrazione, perché lui ha preso, noi siamo fermi sul fondo, ecco, lui sta nuotando tranquillamente, poi se facciamo un movimento brusco, lui scappa immediatamente, si sposta e va via. Questi qui sono i vari punti che li vediamo passare, però come ci individua è lui che si allontana. Attenzione, noi essendo sul fondo siamo molto riparati, perché allora, quando abbiamo fatto un'altra volta che abbiamo visto dei documentari sugli squali, se si è in acqua libera bisogna ricordarsi di stare in verticale, perché lo Infatti questo qua squalo non mi ricordavo più, in verticale, in non in verticale con le orizzontale. braccia conserte, chiuse, Sì, non con le braccia no, che si non con le braccia che si muovono muovono, a pollice. esattamente, ecco. Questo qui è un Ma altro... quindi le gambe devono muoversi, perché sennò... Sì, le gambe sì, però con le gambe abbiamo la possibilità di dargli anche una pedata, Sì. possiamo anche difenderci. Ricordiamoci che il muso dello squalo è sensibilissimo, per cui basta non andargli con la mano in bocca, ma Infatti. qui Ah, che vediamo belle. le aquile, Mamma mia. ecco, qui adesso vediamo Sono tanti, sono queste tanti. immagini, a onor di cronaca, lo devo dire, non sono Eh, mie, le ho prese da ah, un ecco, DVD che ho comprato lì in barca, questo era ci ha l'isola fatto... de Coco, questo era il paradiso degli squali martello Mamma e mia. purtroppo è finito, questo è finito. Qui vediamo gli assalti che ci sono, i branchi di sardine che vengono assalite sia dal cielo che da terra e si trova. E qui finisce l'immersione e stiamo riemergendo. Abbiamo fatto l'esperienza di Quindi quest'isola. né si ripopolano in quei termini, né... Sì, ma bisognerebbe dargli un po' di anni perché crescano. Invece questi Perché che... abbiamo visto purtroppo a un mercato anche uno squaletto martello che avrà avuto 50 Ah, cm di quindi proprio... lunghezza, proprio sono quelle cose veramente offensive dal punto di vista subacqueo nostro per la natura umana, ma proprio voglio dire non è che abbiamo bisogno assolutamente per mangiare di questo squaletto qua di 50 cm. Infatti. E questo qui siamo fuori Bellissimo. dall'acqua. E cielo comunque coperto, Sì, nuvoloso. sì, Fuori quello sì. comunque c'era una temperatura. È Però caldo, umido ma caldo, sì. E qui anche la stiamo... temperatura dell'acqua così fresca consente agli squali di trovare il loro habitat. Infatti. Difatti un altro punto di grandi squali martello è il Sudan, però bisogna andare quando l'acqua è fredda, cioè andando in marzo l'acqua inizia già a scaldarsi troppo e vanno in profondità, siamo a 40 metri, dai 40 metri in giù per vederli in Sudan in marzo, bisogna andare sui 60 metri anche per vederli, mentre se si va in febbraio li si può trovare a 25-30 metri. Caspita, ecco, ma voi adesso avete fatto l'escursione, diciamo così, per andare a fare l'immersione Sì. e vedere gli squali. Quante escursioni facevate? Che tipo di distanza dovete percorrere? Molto breve, Ah, perché la barca proprio, le immersioni sono tutte attorno all'isola, quindi parlavamo che avevamo un quarto d'ora di gommone, eravamo in tutti i punti di immersione, in un quarto d'ora li raggiungevamo. quindi era Proprio, abbastanza facile. sì. E come i sistemi di attrezzature, di sicurezza in questi posti come sono?
Disastrosi. Abbiamo l'assicurazione DAN che ci garantisce di venirci a prendere in qualsiasi parte del mondo, però è meglio non metterli alla prova, perché non so qui come fanno ad arrivare, cioè non è il tramonto, esattamente, questo è preso dalla barca, il ritorno lo abbiamo fatto proprio benissimo con un mare calmo e ci abbiamo messo poco, qui siamo tornati all'inizio con l'isola, con il contadino, ecco. Vi dà un po' di sollievo. Esattamente, c'è un po' di sollievo. Ecco, quindi non sono strutture ancora attrezzate. No, e soprattutto qui siamo proprio isolati dal mondo, siamo su una barca, su una nave, per quanto grande possa essere, ma non ha la camera iperbarica su. Quello che può essere, c'è un'infermeria che se uno si fa un taglio, i 4 punti te li sanno dare, cioè proprio la cosa più semplice che può accadere te la risolvono, ma l'embolia assolutamente deve venire un elicottero a prenderti per portarti in camera iperbarica. Quello diceva il paradiso dei sub, sì. Perché per l'altro tipo di turismo non è assolutamente adatto, ma è frequentato da sub, quindi questo consente a chi vive nelle zone, non nell'isola del Cocco, che naturalmente non può essere abitata, di vivere del turismo oppure no? Allora, è un viaggio molto costoso. Premetto questo, cioè ci sono solo come spostamenti, sono solo 2 barche, c'è l'Aggressor e adesso l'altra non mi sfugge il nome, 2 barche che fanno le crociere e per cui quando fanno la crociera c'è un grande dispendio di carburante, perché consideriamo che le barche consumano bene e ci sono dei costi. La crociera all'Isola del Cocco è un costo impegnativo, cioè per dire, quando sono andato abbiamo superato i 6.000 euro fra aereo, soggiorno a terra, va bene, abbiamo fatto il soggiorno a terra, però viene a costare poco lì, perché fortunatamente per noi rispetto al nostro costo di vita lì si vive con poco, ma però i 2 costi aerei e crociera sono impegnativi, come è anche le Galapagos, anche lì abbiamo costi molto impegnativi, cioè addirittura le Galapagos in questo momento se ne stanno approfittando, perché io sono andato alle Galapagos e ho fatto sia la parte, sono sceso a terra e ho visitato le isole, che la parte subacquea. Adesso fanno 2 crociere, una per chi vuol scendere a terra e una per chi vuol fare il subacqueo, per cui uno che vuole andare lì si deve fare 2 crociere, quindi viene un costo ancora più elevato. Ma non può scegliere? No. Per cui sì, è stato un po' un approfittarsene un po' troppo. Le Galapagos sono più frequentate senz'altro rispetto all'Isola del Cocco. L'isola del Cocco abbiamo questi 2 giorni di navigazione che sono pesantini. Soprattutto se per caso troviamo il mare mosso, che allora sono pesantissimi addirittura. E invece voi durante però tutta la permanenza eravate in un'isola lì vicino? Eravamo in questa ansa che eravamo perfettamente protetti in una baia, sempre sì, no, a terra ci sono solo i ranger e per scendere a terra il comandante chiamava via radio e chiedeva l'autorizzazione ad arrivare col gommone a terra. Come arrivavamo a terra venivano già i ranger ad accoglierci, cioè per vedere, ad esempio non lasciavano. Io devo dire la verità, in ogni località ho raccolto un barattolino di sabbia, un sacchettino di sabbia che me la porto a casa come souvenir. Lì in quel caso abbiamo una sabbia nera vulcanica e non l'ho potuta prendere. Loro hanno chiesto: guardate, vi chiediamo, non fatelo, lasciamo inalterata com'è la natura. Però è anche giusto, perché sennò ognuno lo fa. Sì, ma prima di sbroccare una sabbia, voglio dire, di togliere tutta una spiaggia, però trovo giusto la loro richiesta, lasciamo la natura qui com'è. E quindi voi gli approvvigionamenti e tutto quanto lo avevate già in barca, tutto in barca, quindi siete rifornitissimi da quel punto di vista lì. Qualche avventura particolare che è successa stavolta? No, avventura particolare, purtroppo abbiamo avuto un accompagnatore e quelle sono sfortune, Carlos, uno spagnolo, ma non era assolutamente all'altezza. Non so, certe volte certe persone per dimostrare di essere più bravi si va sul fondo e loro vanno controcorrente, loro magari sono abituati e noi no, e quindi ci sfianca, quando invece basta star fermi e gli squali ti raggiungono. Quindi, cioè cosa è successo? Niente, non si stava mai fermi, ci si muoveva in controcorrente. Quindi ragazzi, cioè, non era una cosa proprio così semplice, mentre vale la pena di farsi portare dalla corrente e fai meno fatica e poi ti rifermi. Non avevamo avuto un accompagnatore valido, quello purtroppo capita, mi è capitato in altri posti del mondo, tipo il Mozambico che ho trovato, lì è stata la pietra miliare proprio del pessimo. Ah, sì?
Sì, del pessimo, peggio di quelli non potevano essere degli inglesi maleducati, scortesi, le avevano tutte, e qui invece c'era solo una persona che non era all'altezza, ecco, non posso dire che, perché anzi era gentilissimo, simpatico, Ma di forse non aveva compagnia. capito le vostre le esigenze Sì, perché diverse. in questi posti qua, essendoci la corrente, dove c'è corrente c'è pesce, e quindi basta solo star fermi e arriva il pesce. Vi ha fatto lavorare, Mi ha fatto insomma. lavorare un po' troppo, sì. Bene, siamo arrivati al termine. Eh, Maurizio Chiavato, grazie ancora di averci grazie. fatto fare questa full Sì, immersion no, ma quello che io voglio dire, la naturale. soddisfazione mia, avendo questa grande passione, è una grande soddisfazione di poter mettere al corrente gli altri e di renderli partecipi, è una mia gioia personale, sono io che vi ringrazio. Grazie ancora. Adeu. Allora, buon proseguimento a voi telespettatori, buon lavoro a Maurizio Chiavato che deve lavorare Adesso bisogna che tanto vada. perché assolutamente non deve fare un altro viaggio, renderci, Sì. farci viaggiare anche noi. E allora grazie ancora e noi ci vediamo domani.